A tutti, grazie di essere venuti. Oggi, l'imminenza delle feste pasquali e la giornata di pioggia non facilitavano l'uscire di casa, quindi a maggior ragione grazie di essere qui. Ehm, Anni or sono, a un convegno di storici medievalisti, uno degli intervenuti, che doveva parlare del fatto che, le garanzie per l'imputato, sono nate proprio nell'ambito della tortura, rendendosi conto del carattere paradossale del tema, ehm, aveva esordito dicendo che avrebbe affrontato cose fragili se pericolose. In effetti, è un altro il tema di stasera, ma, verrebbe da dire, soprattutto dopo la conferenza, del generale Spagnol di 15 giorni fa, che parlare di, guerre coloniali o della difesa dell'impero, al momento della seconda guerra mondiale, tra l'altro di un impero conquistato 10 anni prima, attaccando un paese che faceva parte della Società delle Nazioni, quindi che era completamente al di fuori dell'ottica del Congresso di Berlino, cioè della spartizione dell'Africa, ad opera della civiltà europea, un paese fra l'altro che aveva spesso e volentieri aveva armamenti a disposizione per niente inferiori a quelli italiani, forniti dalla Germania, forniti da altri stati. Ecco, parlare di questo, avere il coraggio di raccontare la difesa italiana, i combattimenti italiani di quel periodo, è effettivamente avere un grande coraggio, nel senso che c'erano molti temi più facili e meno impegnativi dal punto di vista geopolitico da affrontare. Lo fa Alessandro Andò. Alessandro Andò è uno di quei tecnici, lui ha come formazione laurea in ingegneria, e ha sempre poi applicato questa laurea in ambito automobilistico, delle industrie automobilistiche, quei tecnici dicevo che sono imprestati alla storia. Tant'è che, giustamente lui rivendica di avere anche un master in storia all'Università Nicola Cusano, per dire che, la sua non è la passione del dilettante, qualcosa di più strutturato e, ha alle spalle una storia familiare che in questo caso aiuta, perché il padre da ufficiale, combatte proprio nel Corno d'Africa. Quindi, mettendo assieme tutti questi aspetti, quando poi prenderete in mano il libro che trovate all'entrata, assieme all'ultimo libro mio che riguarda lo stesso la seconda guerra mondiale, lo prenderete in mano e vi accorgerete che questa impostazione dell'ingegnere imprestato alla storia si ritrova tutta, nel senso che, dati, precisazioni, schemi, ehm, gittata dei pezzi, calibro, per l'appassionato deve solo, leggere ed è un piacere per gli occhi. Per chi appassionato non è e che si accontenta di una storia narrata e vuole che la storia sia una storia di uomini, avrà modo, leggendo invece al di fuori delle tabelle, degli schemi, il racconto di Andò, di vedere che, comunque è una storia di uomini. Una storia di uomini, che comunque erano chiamati allora a combattere per il loro paese, non dimentichiamolo. Un governo che per loro era legittimo, era il governo, che il re aveva approvato e continuava ad approvare. E cosa per certi versi ancora più intrigante, è una battaglia, come vedrete quella che vi descriverà, Alessandro, è una battaglia, in cui una parte non trascurabile è svolta dalle truppe coloniali. Truppe coloniali che, nella logica e nell'ottica che il generale Spagnol ci presentava la volta scorsa, avevano più di un motivo per disertare o per girare i fucili contro gli italiani. Anche perché vi ricordo che dopo l'attentato a Graziani l'Italia non era andata giù leggera nei confronti delle popolazioni del Corno d'Africa, non su tutte, sugli etiopi in particolare, ma, non aveva gli italiani non si erano guadagnati la fama della buona gente. Ciononostante queste truppe, coloniali si battono, in maniera splendida, al punto da meritarsi il riconoscimento dell'Indian Army e delle truppe britanniche. Ma di tutto questo vi parlerà Alessandro. Io, mi fermo qua, vi ringrazio e, il mio compito è poi quello di guidare la discussione che spero ci sia. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti anche da parte mia. Ringrazio il professor Pozzato che è stato così gentile a presentarmi e lo ringrazio del
aver accettato appunto di introdurmi in questa nuova sala che per me è la prima volta in cui presento questo libro. Direi che il professor Pozzato ha toccato i vari punti che trattano. Mi sentite? Sì, scusate, sì, mi hanno detto più vicino, sì. Ha toccato, stavo dicendo, diversi punti del libro che cercherò di illustrare. Vi dico subito, non presento tabelle, perciò state tranquilli, perciò credo che questo sia già una sicurezza. Il libro vuole affrontare una battaglia, ma la battaglia è una sintesi di tutte quelle che sono le azioni precedenti o le tensioni che ci possono essere in quel determinato posto, che in questo caso è l'Africa orientale, e vorrei iniziare con non dico una provocazione, ma una metafora che spiega la logica di questo libro. Brevemente, quando si tratta di libri militari, i puristi vogliono parlare di truppe, ordine di battaglia, cioè le truppe che vengono schierate, armamenti, quantità, uomini, mezzi coinvolti, manovre o quant'altro. Uomini, generalmente i comandanti, e fatti eclatanti. Questo libro invece affronta non solo questi aspetti, ma anche gli aspetti che sono quelle che adesso una parola di moda, la geopolitica. E questo quadro lo spiega, cioè il libro non guarda solamente il dipinto che è l'interno, ma guarda la cornice. Anzi, mi permette anche di fare una seconda considerazione. Il quadro, che è la battaglia, che è, lasciatemi dire, migliaia di eventi, decine di migliaia di persone coinvolte, è il caos, anche se un quadro ordinato nei colori e caotico nelle forme, mentre la cornice forse ha un aspetto più ordinato e mi induce a dire che forse è un aspetto importante, non dico di più del quadro, ma se non in maniera uguale. Allora, questo è il libro. Spiego solamente che adesso all'analisi geopolitica partirò da questa parte che secondo me è uno degli aspetti più importanti per inquadrare la battaglia di Keren, che non a caso poi spiegheremo perché è la battaglia dell'impero, i vari capitoli e i vari punti che è corredato di 15 carte geografiche e via dicendo. Dicevo prima che dei vari capitoli la parte bianca, e perché non lo spiegherò, troverete questa pagina mano a mano che andremo avanti e affronteremo i capitoli. Allora, prima di tutto, dov'è Keren? Keren si trova più o meno qui. Stiamo parlando, questa è l'impero italiano nel 1940, riconoscete Libia, Eritrea, Etiopia, di cui vi ha parlato poco fa il professor Pozzato, la Somalia, lasciamo perdere Rodi e quant'altro. Siamo a 4.500 chilometri mediamente da Roma, zona altamente isolata. Nel dettaglio, questo è il confine eritreo sudanese, il Mar Rosso, questo è il Mar Rosso, perciò questa costa è praticamente questa che vedete, si trova ai primi contrafforti dell'Acrocoro eritreo, dove qui è una zona semidesertica e pianeggiante. L'avversario. Allora, cominciamo a parlare dell'avversario. Stiamo parlando dell'impero britannico. Quello che vedete in rosso è l'estensione dell'impero britannico nel esattamente 1921. E quello che emerge, e questa è una mia considerazione che devo dire non ho trovato molto spesso nei libri, che l'impero britannico, questa ovviamente è l'Inghilterra, ha una cortina difensiva di questa che è il suo bacino, che è l'Oceano Indiano. E
estende il suo controllo sul continente africano per proteggere la costa indiana, e poi vedremo come poi le considerazioni che faranno i britannici, e ovviamente le coste dell'Arabia, la perla dell'impero che è l'India, in questo caso comprendendo il Pakistan, Bangladesh e il Myanmar, la Birmania, per poi chiudersi con l'Australia. Le zone che in grigio, Mozambico e l'Indonesia, Mozambico dipendeva colonia portoghese e l'Indonesia colonia olandese, ovviamente stiamo parlando di potenze o di stati collegati con l'Inghilterra. La zona che invece si stava staccando dagli interessi inglesi era questa Corno d'Africa, l'impero italiano. Certamente, lasciatemi dire, una perturbazione in quello che era il controllo dell'Oceano Indiano. Tengo a precisare che durante la seconda guerra mondiale, sugli 11 milioni di uomini che l'Inghilterra riuscì a arruolare e a far combattere sotto le sue bandiere, 2 milioni e mezzo erano indiani. E noi ci scordiamo sempre di uno scontro che gli inglesi ebbero qua fortissimo in Birmania contro i giapponesi. Il tutto, e adesso concludo su questa slide, per il controllo di quello che era il percorso che portava alle ricchezze e alla potenza inglese, cioè il Mar Mediterraneo, Suez, Mar Rosso, Bab el Mandeb e ovviamente poi l'Oceano Indiano e lo Stretto di Malacca e Singapore. E se mi permettete, leggo brevemente ciò che Churchill scrisse nel libro La seconda guerra mondiale, scritto nel 1949, quando Churchill decise, il politico, sconsigliato dai militari, di attaccare l'Africa orientale. Quando Mussolini, cita Churchill, dichiarò guerra alla Gran Bretagna, l'impero italiano in Africa settentrionale ed orientale presentava un aspetto maestoso. Bisogna fare la tara rispetto a queste dichiarazioni. Certo, più magnifichi il tuo nemico sconfitto, più grande sarà la tua gloria. Ma le pagine che adesso sentirete, queste poche righe, sono degne di stare in un libro di storia sintetizzato dell'Italia, che riguarda l'Italia. Con l'apertura del canale di Suez nel 1869, gli occhi degli italiani si erano rivolti sempre più verso l'espansione in Africa. 16 anni più tardi Massawa venne occupata con il placet inglese e l'aiuto inglese, e la colonia eritrea costituiva formalmente come territorio sotto la sovranità italiana. La colonia della Somalia italiana, col suo accesso all'Oceano Indiano, cresceva pure lentamente. Fra questi due primi insediamenti si trovava l'antico regno d'Etiopia. Alla conquista di questo selvaggio territorio marciò Crispi, e qua ricorda la sconfitta di Adua e salto alcune righe, per poi riprendere sulla conquista italiana in Libia, e a un certo punto Churchill continua. Nel giugno del 1940 l'impero italiano in Africa si estendeva in lungo e largo. La Libia, l'Eritrea, l'Etiopia e la Somalia abbracciavano un vasto territorio nel quale 250.000 di coloni italiani penava duramente, ma cominciava a prosperare, sotto la protezione di 400.000 soldati fra italiani e indigeni. Tutti i porti del Mar Rosso e del Mediterraneo vennero fortificati. Il Servizio Informazioni Militari britannico accettò senz'altro le dichiarazioni italiane al loro armamento e li classificò come basi navali di primo ordine. Vedremo poi, ci sarà un brevissimo accenno anche a questo aspetto. Se l'impero britannico fosse crollato, l'Egitto, ed è il significato di questa cartina, l'Egitto con il Sudan, la Somalia britannica e l'Africa orientale britannica, cioè vale a dire Kenya,
aggiunti ai possedimenti italiani esistenti, avrebbero costituito veramente un'immensa porzione della superficie terrestre sotto la sovranità italiana. Era questa splendida visione che doveva ora improvvisamente tramontare. Con queste parole inizia Churchill il suo racconto di come stava organizzando, a dispetto dei tecnici, cioè dei militari, quello che era la campagna di Etiopia. E questo rappresenta, vado rapido, questa è una cartina attuale del quello che sono i collegamenti marittimi. Qua vedete Suez, Bab el-Mandeb, che è zona ancora ai giorni nostri contestati, e l'altro punto nevralgico che è lo Stretto di Malacca, Singapore. E Eden, che era il ministro degli esteri, 5 novembre del 38, la Camera dei Comuni disse: il Mediterraneo è la più importante arteria dell'impero. Voi capite dalla cartina, se vi ricordate quella che era tutta in rosso, come fosse fondamentale per l'impero britannico avere questo percorso libero per accedere a quelle che erano le sue risorse militari, economiche e finanziarie. Altro motivo però di contrasto che viene ricordato è il bacino del Nilo. Allora, questo voi vedete una rappresentazione del bacino del Nilo che nasce dal lago Vittoria, ma il suo più importante affluente, quello che determina la famosa piena del Nilo, quello che noi leggiamo nei libri di storia degli egiziani, viene dal Nilo Azzurro. Siamo a periodo dei monsoni, grandi piogge, le acque vengono convogliate nel lago di Tana, che ha come emissario il Nilo Azzurro e che produrrà poi, cammin facendo, la piena del Nilo e perciò la ricchezza, l'economia agricola e la sopravvivenza dell'Egitto, che tra l'altro ovviamente agli inglesi interessava stabile perché controlla Suez. Pochi sanno, più conosciute le trattative nel 1936, ma che nel 1935 gli inglesi proposero agli italiani, onde scongiurare l'attacco all'Etiopia, ricordato da poco, la suddivisione dell'Etiopia. Agli italiani sarebbe andata questa zona, a ridosso dell'Eritrea e l'Ogaden, ai francesi si sarebbe allargata Gibuti, agli inglesi sarebbe stata data questa zona di controllo. Il motivo molto semplice è si ricollegava al controllo delle acque del Nilo Azzurro. Faccio un accenno: voi sapete che adesso in Etiopia è stata costruita con capitale cinese dall'Impregilo la diga sul Nilo Azzurro, qua vicino al confine con Sudan, e il Sudan e l'Egitto sono estremamente preoccupati di come verrà regolamentata l'acqua. Gli inglesi, che ci vedevano a lungo, temevano questo rischio e quindi proposero al governo di allora questa possibilità, che venne poi ovviamente scartata, volendo prendersi tutto il territorio dell'Etiopia. Altri motivi di contestazione, come ho già detto, Suez, la possibilità di interferire in questa continuità territoriale. Esisteva un progetto che non venne mai portato a termine, di una ferrovia che avrebbe connesso Alessandria con Città del Capo. Ci sono dei tronconi appena iniziati dagli inglesi nel Zimbabwe, nella Rhodesia o quant'altro, ma questo progetto non è mai stato portato in porto e gli inglesi temevano questa possibilità di proiezione degli italiani che avrebbe rotto questa famosa continuità. Non ultimo, questo flash rosso, e ritorno sul discorso: gli italiani avevano incominciato a costruire a Chisimaio, un porto della Somalia sull'Oceano Indiano, una base per sommergibili. Nel 32-33, se mi ricordo bene, sarò corretto, c'era stata una prova di 2 sommergibili oceanici che avevano circumnavigato da settembre a febbraio l'Africa. Ovviamente azione sottolineata, strombazzata, ma che aveva preoccupato gli inglesi. Da ultimo, e
e che ci riporta ancora di più ai giorni nostri, gli italiani avevano un rapporto privilegiato con i yemeniti del nord. Nel senso che nel 1926 l'allora sottosegretario agli esteri Grandi aveva sottoscritto un accordo con i governanti locali perché Massaua diventasse il porto di imbarco o sbarco di merci che sarebbero state esportate e importate nello Yemen del Nord. Fra Massaua e il porto, mi scuserete se adesso non me lo ricordo, scusate, ci sono 110 miglia, una traversata abbastanza modesta, ma quello che preoccupava gli inglesi è che noi stavamo vendendo armi ai yemeniti, che naturalmente non erano già da allora molto amici dei sauditi, che erano sotto protezione inglese. Cominciando a guardare invece l'aspetto di organizzazione, qui c'è una cartina che indica di come l'allora impero era stato suddiviso in scacchieri. Ci furono delle modifiche. Questo era l'inizio della guerra. Voi vedete l'Eritrea, il governo della Mara, il Galla Sidama, la zona meridionale, la Somalia e via dicendo. Questo per dare una unicità di comando civile e militare a ogni comandante. È un dibattito lungo. La cosa che invece penalizzava è che ognuno guardava alle sue esigenze territoriali, ogni comandante militare alle sue esigenze territoriali. Tenete presente che stiamo parlando di un territorio di 1.800.000 chilometri quadrati che non era facile attraversare, le uniche strade erano state appena costruite dagli italiani, e che spostare truppe da un settore all'altro non era così scontato, anche perché la distanza fra Asmara e Addis Abeba sono 600 chilometri, per arrivare qui sono altri 500 chilometri. Perciò muovere truppe per linee cosiddette interne non era così facile, perché avrebbe usurato mezzi che non c'erano e avrebbe dissipato benzina che ce n'era ancora meno, nonché pneumatici. E questo era, per farvi capire, il comando del Medio Oriente, Middle East Command, che aveva pertinenza di azione non solo nelle colonie o protettorati inglesi, Egitto e Sudan. Mi scuso perché questa è una mia ricostruzione, perché non se ne trovano altre nei siti, ma aveva pertinenza di agire in Arabia Saudita, in Turchia, anche se era neutrale, in Grecia, in Persia e in Iraq, che fra l'altro nel 1921 appunto era diventato indipendente. Questo comando aveva un impegno fondamentale: difendere Suez. Suez è l'elemento cardine della difesa britannica, e il comando nasce intorno a Suez. E qua incominciamo a entrare un brevissimo accenno di quella che è la campagna in Africa orientale. Gli inglesi attaccano su più fronti, perché tutto, avete visto prima, tutto il perimetro dell'impero era controllato da stati o da zone in mano ai britannici, e gli inglesi organizzeranno in simultanea a inizi di gennaio. Perché gennaio? Siamo nel periodo periodo secco, non dei monsoni, le strade non ci sono, i mezzi non si devono impantanare, le poche strade sono sotto controllo italiano, bisogna girare i fronti o le barriere italiane, perciò bisogna approfittare delle piste camminabili secche. Avevano previsto l'attacco per fine gennaio del 41. E qua, questo è tratto sempre dal libro di Churchill, si vede in contemporanea l'attacco a nord, al cuore storico che era l'Eritrea, con Asmara centro amministrativo,
l'attacco che venne dal sud, e che peraltro poi si fermò, l'attacco che fu devastante dalla Somalia. Vi dico semplicemente che 2 divisioni inglesi montate su diverse migliaia di mezzi sgominarono in breve tempo, ma non in battaglia, avanzando, perché il ripiegamento italiano era fatto con truppe sumeggiate. Quando un reparto italiano faceva 25 chilometri al giorno era già un successo, gli inglesi ne facevano 50, 70. Perciò il problema di essere sopravanzato già nelle tue linee interne fu devastante e portò alla perdita della Somalia in meno di 2 settimane. Ma quello che ci interessa è questo attacco fondamentale, perché eccolo qui, qua siamo a Kassala, si intravede, questa è tratta da un libro di un comandante in capo inglese, già fu edito nel 1943, con l'obiettivo di arrivare non alla Asmara, ma a Massaua, al porto dove c'era la Regia Marina Militare, che poteva offendere trasporti del Mar Rosso. I trasporti del Mar Rosso cosa andavano a alimentare? Perché in contemporanea c'era il fronte libico. Andava a alimentare l'8ª armata che era in Egitto e soprattutto era inibita al traffico delle navi americane che portavano rifornimenti di mezzi militari, in quanto in quel momento, siamo a inizi del 1941, l'America era neutrale ed era vietato alle navi americane di entrare in mari dove ci fossero zone di combattimento. Perciò l'obiettivo strategico degli inglesi era attaccare a nord, rapidamente arrivare a Massaua, liberare il Mar Rosso per poi andare a alimentare il fronte che a loro interessava ancora di più, che era il fronte libico-egiziano, scusate. E questa è in sintesi la manovra che, ripeto, loro attaccano, prendono Kassala che era stata conquistata all'inizio del ad agosto del 1940 e gli italiani ci sono dei telegrammi, non dico drammatici, ma la decisione di ripiegare, perché Roma aveva dato il compito all'impero di difendere i confini. Per 2 motivi: primo, per stabilizzare l'impero, perché c'era ancora una guerriglia presente su cui gli inglesi puntavano e cercavano di rialimentare. Secondo, si pensava, stiamo parlando all'inizio del 1940, che la Francia era già capitolata, che l'Inghilterra avrebbe chiesto una tregua, il combattimento di Roma si sarebbe chiuso e quindi di resistere all'oltranza e di non cedere terreno al nemico. Nel gennaio, l'11 gennaio, vi dico la data per farvi capire, poi si decide di ripiegare. Il comandante di scacchiere Frusci chiede al comando di Stato Maggiore generale Trezzani ad Addis Abeba di chiedere a Roma di ripiegare. In 2 giorni arriva la risposta, viene accettato il ripiegamento e gli italiani ripiegano su questa zona, che è una zona, la prima zona dove ci sono delle creste. L'obiettivo è di cercare di inibire l'aggiramento, la manovra dei mezzi corazzati. Gli inglesi, che stavano programmando l'attacco a fine gennaio, l'anticipano e attaccano il 19. E anche qui ci troveremo con colonne corazzate motorizzate inglesi che sopravanzeranno le colonne italiane. Gli italiani si assestano a Agordat e Barentu per cercare di arginare, ma in 3 giorni vengono sconfitti, dove ancora dominano i carri armati inglesi. Scopriremo dopo che la quantità è modesta, 20 carri armati, che verranno distaccati dall'Egitto, e gli italiani sono in forte ripiegamento, se non che minano questo ponte che è sul fiume Barca,
fra l'altro minano il passaggio a guado, e queste 8 ore che dovranno impiegare, questi sono ingegneri indiani, a ripristinare questo ponte, saranno fondamentali, perché gli italiani si arroccheranno a Keren, e adesso siamo entrati nel luogo della battaglia. Keren è dietro queste montagne, che è circondata da questa colonna di montagna, una difesa naturale, ed si può entrare solamente, si intravede da questa gola, che si chiama gola del Dongolas. Questa è la strada, la camionabile, e questa è la ferrovia. Adesso ci sono altre foto. Vabbè, questa sopravanzo l'ho messa solamente perché questa l'ho trovata all'ufficio storico a Roma dell'esercito italiano, e la sua particolarità è che è l'unica immagine, a mia conoscenza, che vede il fronte da parte italiana, perché tutti i libri che riportano sulla battaglia di Keren, sia italiani che inglesi, sono sempre visti dalla parte inglese. L'ho voluto mettere perché credo che sia un documento da far vivere ed sia un documento da far questa da trarre alcuni ragionamenti. Questa che vedete è la valle del Dongolas, e questa qua che si intravede è la strada. Questa punta la troveremo poi nella battaglia, è il Sankil, ma la fotografia mi interessa per farvi vedere com'è il terreno del combattimento, roccioso. Non si potevano costruire trincee. Quando gli inglesi attaccavano e bombardavano con l'artiglieria, gli italiani si dovevano mettere dietro i massi. Quando poi le fanterie inglesi attaccavano, dovevano ritornare sulle posizioni. E poi l'altro aspetto, la mancanza completamente di acqua, cosa che sarà sentita da entrambi gli schieramenti. Questa è la fotografia aerea, e qui voi rivedete, allora, questa è la valle, la gola del Dongolas, questa è la piana di Keren, qua si intravede, questa è la catena montuosa, queste sono le varie cime. Aggiungo già che gli inglesi, arrivando, debole schieramento italiano che era stato messo su queste montagne, non riuscirà a difendere questa montagna, e conquisteranno questa quota, che sarà il punto di partenza di tutti gli attacchi inglesi. Però questo mi serve anche a farvi vedere la rudezza della geografia, l'orografia del posto, e gli attacchi partivano da cime alte per scendere nella vallata e risalire, e viceversa. Furono veramente battaglie durissime all'arma bianca, e da questa parte gli inglesi non sfonderanno mai, sfonderanno da quest'altra parte, avendo provato, poi lo vedremo in alcune slide che ho preparato, alcune manovre. Questa, tratta da Google, rappresenta, non so quanto possiate vedere, questo era tutto il perimetro di Keren, sono 60 chilometri. Qua ci siamo, questo è sempre la valle del Dongolo, se vedete questa parte bianca, e ho voluto con i colori sottolineare quelle che sono le zone di maggior contrasto, che ovviamente saranno, gli inglesi stavano venendo da Agordat, da questa zona, gli italiani erano asserragliati su queste creste, e avevano in termini militari un vantaggio, il cosiddetto vantaggio della difesa. Gli inglesi erano costretti a attaccare, gli italiani avevano, ripeto, il vantaggio, potevano aspettare l'attacco inglese, e protetti, come avete visto, potevano sicuramente resistere alla forza inglese. C'è un altro vantaggio: qua i carri armati non avevano manovra. In effetti l'unico carro armato che venne distrutto da un ufficiale padovano che poi morì,
in una maniera, lasciatemi dire, con le Molotov e con un tiratore scelto. Se lo portò con sé, gli inglesi alzarono la botola, il tiratore colpì il comandante e venne catturato questo carro armato. È l'unico carro armato che viene distrutto dagli italiani. Questo, ecco qua. Adesso parliamo di uomini, truppe, armamenti e logistica. Allora, la logistica ha un ruolo fondamentale. Allora, permettetemi una considerazione. Me l'ha detto, sono stato rintracciato rintracciato è il termine giusto, dal nipote del comandante in capo degli italiani, che poi scopriremo, il generale Carnimeo, che mi ha detto, ha scritto cose che è figlio di una sorella, mio zio, non dico che non sapesse, perché dopo guerra lo sapeva, ma non riporta nel suo memoriale. La logistica ha un ruolo fondamentale. L'impero italiano è isolato. L'unica forma di alimentare l'impero è attraverso questi aerei, vedete il marsupio, progettati appositamente, sono i Savoia Marchetti 82, potevano ospitare un caccia, un CR-42, che era il massimo della tecnologia in quel momento per l'Italia, era un biplano, poi vedremo una foto, e in effetti arrivarono circa una 51-52 aerei che alimentarono le linee di difese aeree italiane, più qualcosa tipo argento per pagare le truppe coloniali, perché venivano pagate in talleri, ma direi ben poca cosa. Il cosiddetto corridoio imperiale partiva, adesso questa è una fotografia un'immagine del tempo, partiva da Augusta, sostanzialmente, o da Roma, dove si potevano apprestare sia negli aeroporti l'aereo, arrivava a Tobruk e arrivava alla oasi di Kufra, che peraltro venne conquistata già nel marzo del 1941, interrompendo questo flusso. Questo fu l'unico aiuto che l'impero ebbe. Gli inglesi invece agivano per linee esterne ed è questo il corridoio di Takoradi. Takoradi è un porto, in questo che noi oggi costa la Golden Coast, che credo, se cito esattamente, il Ghana, attraverso una portaerei dismessa mettevano in questi container gli aerei. Qua vedete la fusoliera e le due ali, li facevano scendere, li assemblavano e con 4 tappe successive a Kano, nel Chad, che era fra l'altro colonia francese, ma che aveva aderito alla Francia libera di De Gaulle, importanti scelte che poi vedremo anche nella battaglia di Keren, arrivavano a Khartoum e venivano smistate o per il fronte libico-egiziano o per il fronte contro l'impero italiano nel Corno d'Africa. In Corno d'Africa vennero assegnati, gli aerei sono importanti, sono monoplani di primissima generazione dei monoplani, Hurricane, saranno surclassati dagli Spitfire, ma questi aerei riusciranno rapidamente a debellare i nostri caccia, a inibire perciò l'eventuale azione aeronautica di bombardamenti con gli aerei IS-79 che c'erano nell'impero. Notazione particolare, questa che io sappia è l'unica applicazione, chiamarono un battaglione mulattieri cipriota, vedete questi sono muli con i loro serventi, con i loro portatori, perché, questo lo vedete, il terreno, le provviste, il munizionamento arrivava al piede della montagna, ma per portare sulla cresta, dove c'erano le loro posizioni,
bisognava portare tutto il materiale, acqua e quant'altro, solamente attraverso muli. Gli uomini, non ne parlo, il duca d'Aosta, non sto neanche qui a ricordare la figura legesta, era il viceré, casa. Grazie. Questo è Trezzani, capo di Stato Maggiore, questo è Frusci, comandante di scacchiera, questo è Canimeo, comandante della piazza. Lorenzini viene ricordato perché fu un personaggio epico fra le truppe coloniali. Quello che sottolineo è una composizione eterogenea. Sono ufficiali d'accademia, ufficiali di complemento, ufficiali che hanno fatto tutta, nel caso di Frusci e di Lorenzini, tutta la loro carriera nelle colonie. Canimeo era appena arrivato dall'Italia, sempre con quel corridoio che avevo detto, prima dello scoppio della guerra del 10 giugno 1940, dimostrando però notevoli capacità, tanto che gli inglesi stessi glielo riconobbero. E questa è la catena di comando, questo è il comandante del Middle East, questo è il comandante della zona sud, questi sono i comandanti delle 2 divisioni che verranno impegnate e questo è il comandante di una forza molto importante che porterà il disequilibrio del sistema difensivo italiano, il generale Briggs, tant'è vero che la forza si chiamerà Briggs Force. Elemento unificante, sono tutti ufficiali che vengono dall'accademia inglese e avranno poi, seguiranno nella loro vita militare a vari posti di comando di notevole importanza. Le truppe, allora a Keren ci furono 90.000 uomini, sembrano pochi, però mettetevi nella necessità di alimentare in un terreno così arido e privo di risorse una massa così notevole di uomini. Io ho riportato all'inizio del combattimento c'erano circa 12.000 italiani che, sfruttando il vantaggio della difesa, poterono sostenere l'attacco di una sola divisione, 14.000 uomini. Nell'ultima fase di sfondamento il rapporto era cambiato. Lo vedete e poi capiremo perché. Da parte italiana, ho qui riportato, sono circa 26.000 uomini, di cui 9.000 nazionali e diversi da 21 battaglioni coloniali che erano il 78% della forza. C'era un battaglione alpini, Warkamba, che è legato alla storia di Bassano. Adesso ve l'ho preparato. Durante la guerra del 35-36 venne formata la divisione Pusteria. Il tenente della Pusteria, Efrem Reatto, la cui targa trovate al piazzotto Montevecchio, se cito molto correttamente, fu quello che guidò un drappello di scalatori che durante la notte scalò questo monte Warkamba, che in lingua amara vuol dire Amba, montagna d'oro, la conquistò e questo determinò la possibilità di vittoria della cosiddetta, per citazione corretta, seconda battaglia del Tenbien. E per onorare questo gesto eroico, il battaglione alpini che rimase nell'impero e che erano tutti alpini della Pusteria, venne nominato Warkamba. Qui ho riportato quello che è il ricordo, perché poi ricordano la medaglia d'oro, sperando di aver tempo di concludere, del tenente Brusco, che è un veronese che cadde. I britannici 48.000, 2 divisioni potentemente armate secondo standard inglese, più 2 squadroni carri Matilda. Qua vi tralascio tutta la storia della decisione. Tutto nasce dal fatto che in Africa settentrionale i Matilda avevano sfondato facilmente le linee. I generali suggeriscono a Churchill di staccare 2 squadroni, stiamo parlando di 20 carri armati,
e di provare la stessa tattica anche in Africa orientale sarà vincente. Le altre forze sono la forza di difesa sudanese, una brigata palestinese che diciamo non si comportò in maniera molto eclatante, battaglione di Salmeria cipriota e in più Francia Libera, la legione straniera. A proposito di logistica, stava venendo da Norwich, Norvegia, dove i tedeschi erano riusciti a conquistare, e transita circumnaviga l'Africa e arriva poi a Porto Sudan. E in più 2 battaglioni di linea, fanteria coloniali senegalesi, che partiranno dall'Africa occidentale, attraverseranno tutto il Chad, il Sudan, eccetera. Il 15% sono solamente inglesi. Non vi sto a parlare della costituzione dell'Indian Army, ma perché perderemo il tempo. E questi sono i fattori di vittoria. I cannoni, che sono i quick fire 25 libre inglesi di recentissima introduzione, micidiali, 40 Hurricane, qua vedete che si contrappongono ai nostri CR-42, da uno studio che non vi faccio vedere dell'ingegner Valdagno della Macchi Motori, avevano già una velocità del 30% a 4000 superiore al CR-42, 8 mitragliatrici contro 2 dei nostri CR-42 e poi 20 Matilda che vennero contrapposti a questi M11-39 inconsistenti, vennero praticamente tutti distrutti. La battaglia, le fasi, sono 3 slide. La prima fase, il primo attacco, dove ci fu la prevalenza della difesa. La seconda fase, dal 16 febbraio al 15 marzo, preparatoria. La terza fase, finale, lo sfondamento, dal 15 al 27 marzo. La prima fase, qua ci sono i vari movimenti che sostanzialmente gli inglesi, scusate, provano una manovra girante. Cosa succede? Mi ero dimenticato di dire una cosa importante. Gli inglesi fanno cadere una frana la valle del Dongolas, perciò diventa impraticabile il passaggio. Gli inglesi faranno di tutto per aggirare le posizioni italiane, vedete questa linea rossa, e per prendere alle spalle gli italiani, liberare il passaggio della frana e passare a Keren. Questa è la prima fase che va dal 1 al 6 di febbraio, viene respinta, allora gli inglesi provano ad attaccare in una zona più paneggiante e ci riescono quasi, arrivano alle prime case di Keren, ma ci fu un attacco di truppe richiamate da un avamposto che erano venute a marce forzate, che appena arrivate vennero lanciate da mischie e riuscirono a rigettare i britannici. La fase preparatoria, gli inglesi capiscono che non riescono a sfondare e allora decidono di attaccare l'intero perimetro. Se finora avevano attaccato su questo fronte, quello che ho descritto prima, decidono di portare un attacco sulla parte nord. Qua il Mar Rosso, vedete molto dall'alto, questa è la Asmara, e fanno sbarcare a Marsa Teclai la legione straniera. Arrivano fra l'altro i battaglioni senegalesi, distaccano delle truppe al comando tutto il comando di Briggs. Perché? Qual è il loro obiettivo? Inchiodare la difesa italiana, che finora era stata leggera qui e poteva alimentare i punti di maggiore attacco, di maggiore tensione, inchiodarla qui. Perciò sui 60 chilometri di perimetro difensivo gli italiani si troveranno in affanno di uomini e di mezzi. Fra l'altro questa manovra viene interpretata da Frusci come un possibile attacco, perché non c'era niente, verso Asmara, c'erano 30.000 italiani e perciò Frusci richiamerà ulteriori forze in questa zona per creare una specie di velo a protezione di Asmara. E questa è l'ultima fase che iniziò il 15 marzo. Il rapporto di attacco io l'ho stimato cautelativamente a 5-1, ma credo che fosse stato superiore,
Tenete presente che questi sono 3 chilometri quadri, gli inglesi concentrano tutta l'artiglieria e in 10 giorni dicono, il loro report, però di aver lanciato qualcosa come più di 10-20.000 colpi d'artiglieria. L'artiglieria creava spazio, distruggeva le postazioni italiane, la fanteria avanzava. Stiamo parlando poi di fase molto attacchi all'arma bianca, 6 volte gli italiani cercheranno di contrapporsi, ma nulla. Questa è l'ultima linea di resistenza quando si riserverà l'ordine di ripiegamento. E questa è la crisi di uomini italiana. Questo è fatto 100. Voi vedete dal 1° febbraio nella prima fase sostanzialmente siamo presenti col 60% delle forze impiegate. Nella fase di intermedia di preparazione fra i 2 schieramenti vengono portati altri reparti. Nell'ultimissima fase, quando bisognerebbe avere forze a disposizione, l'apporto è estremamente modesto, 3.000-4.000 uomini, da cui 15.000 contro 25.000 che poi dovevano difendere un fronte di quasi 60.000. E siamo alle perdite. E vorrei poi rapidamente. Fu una battaglia, una fra le più cruente. Si stima che il 50% dei partecipanti furono morti, caduti, dispersi, feriti o quant'altro. Maggior parte sul fronte italiano e molti ascari, e un terzo, e su questo punto c'è da precisare, gli inglesi non hanno mai dichiarato l'aspetto delle loro perdite. Conclusione: il 1° aprile entrano a Asmara, qua vedete la guardia sul palazzo del comandante dello scacchiere, e il 9 aprile entrano a Massaua. L'11 aprile il Mar Rosso viene dichiarato transitabile, come diceva era l'obiettivo loro strategico, alle navi americane. Le conclusioni, per andare: è evidente un'impreparazione italiana politica e militare che sancì la perdita dell'impero. Era un esercito che poteva controllare l'insorgenza, che poteva ancora esserci in quel territorio, ma non affrontare truppe maggiormente potentemente armate. Ottima la prova della truppe coloniali che, come ha detto il professor Pozzato, combatterono, non si sbandarono fino al 25 e al 26 di marzo, che stiamo parlando degli ultimi giorni, e la strapotenza inglese per superiore e incontrastata logistica, che ho cercato di spiegare, e per i mezzi che avevano, che erano assolutamente coerenti alla loro dottrina militare di fuoco e movimento. Però c'è un aspetto, e vorrei concludere su questo, che il contingente britannico venne impiegato più mesi di quanto loro stessi avevano previsto, impedendo perciò l'afflusso di queste forze britanniche all'Africa settentrionale. Ricordo, la quarta era stata portata dalla Cirenaica e la quinta, che era in transito per andare in Egitto, venne invece fatta sbarcare a Porto Sudan per appunto contribuire allo sforzo contro l'Eritrea. E qui capisco che è difficile, ma è un cronogramma che vi fa vedere che dal 19 di gennaio c'è la presa di Kassala da parte inglese e il 27 c'è la presa di Keren. Nel contempo, il 30 di marzo scatta la manovra delle forze dell'asse Africa Corps, che porteranno gli inglesi indietro dalla Cirenaica e incomincerà il pendolo dei vari movimenti su questo fronte. Nel contempo, il 6 di aprile i tedeschi attaccheranno
la Grecia, portandola al collasso. Quando i greci chiederanno 9 divisioni inglesi per arginare l'attacco tedesco, ovviamente gli inglesi non ce le avevano, e questo è sintetizzato sempre in una cartina dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore, vi fa vedere l'attacco del 30 marzo in Cirenaica. Rommel riuscì a liberare e a creare poi questo continuo capovolgimento delle fronti, e il 21 aprile l'attacco da parte del nord delle forze tedesche nei Balcani. Questa è una cosa un po' particolare. Abbiamo parlato di Francia libera, sto finendo. Questo è De Gaulle che si precipitò, perché questa è la prima vittoria che i francesi, Francia libera, ottennero nella seconda guerra mondiale. Ma c'era anche un altro motivo: voleva marcare la presenza a Djibouti, che in quel momento era fedele a Vichy. Dopodiché, quando poi crollerà l'impero, Djibouti si arrenderà molto rapidamente, e questa, ritornando al discorso di prima, ricontrollando questa zona, voi capite che l'Oceano Indiano diventava veramente un lago britannico. Fra l'altro dico, c'entra poco con Madagascar, invece, che era sempre colonia dipendente da Vichy, sì, nel 1942 sarà attaccato dagli inglesi. Madagascar sarà aiutato dai giapponesi, che intanto stavano filtrando nell'Oceano Indiano, e resisterà credo 4 o 5 mesi, ma era più importante ovviamente l'impero. Ultima notazione: queste sono le 17 medaglie d'oro a valor militare a Keren, 16 individuale, 1 al Gagliardetto, che vuol dire alla bandiera del quarto Toselli, ne aveva già una precedente. Brevissima considerazione, e veramente sto finendo. A Keren, allora, medaglie d'oro ai coloniali non venivano date, regola non scritta ma praticata. È un'eccezione quella che vedete al Gagliardetto, cioè tutto il reparto. A Keren c'erano 8.000 italiani, 16 medaglie d'oro, e alla Lamei c'erano 80.000 e 43 medaglie d'oro. E secondo me, capisco che il valore non si può andare, ci mancherebbe fare queste statistiche, ma secondo me è una delle battaglie più gloriose combattute dagli italiani, e con questo vi ringrazio dell'attenzione. Io ho sempre ringrato il ruolo del Cerbero, che deve morsicare i relatori sui tempi, però ringrazio Alessandro perché ha rispettato perfettamente il tempo, quindi abbiamo la possibilità di avere almeno una ventina di minuti per eventuali domande, per approfondimenti, o se uno poi si vuole fermare a guardare perlomeno il libro, non fa mai male e non costa nulla, poi lo trovate all'uscita. Quindi se voi avete qualche domanda, siamo qui pronti a sentirla. Avrei 2 domande, una tecnica e una passionale, e una notizia. Quel carro armato, non il Matilda, l'altro, quello piccolo. M11 Sì. 39, se mi ricordo bene. Io l'ho visto più volte e l'ho visto in un relitto. Sono sommozzatore, vado spesso, anzi sistematicamente, nel Mar Rosso. C'è un relitto, una nave inglese partita dall'Inghilterra che portava materiale civile e bellico all'esercito, e questo nel settembre del 41, cioè 3 mesi dopo della dichiarazione del Mar Rosso di libera transizione. In quel relitto, che è stato colpito da un Heinkel che era partito da Creta, e avevano messo dei serbatoi supplementari per andare e tornare, aveva colpito il relitto che si era ancorato vicino alle zone dove andremo a fare le immersioni. In quel relitto ho fatto una ventina di immersioni e ci sono in vista 2 di quei carri armati. Questa come notizia. Se avessi avuto l'idea che lei parlava di questo, portava una bella fotografia, siccome sono anche fotografo. La domanda
passionale è questa. Il mio secondo nome è Aradam. Sono stato alla Sbara 37, 38, 39 e forse 40, ero un ragazzino. Mio padre era andato là per lavoro e mia mamma mi fece, quando lui era là, un fonogramma. Come chiamiamo sto bambino? Franco, mio padre era di destra, era iniziata la guerra civile spagnola nel 36, e Aradam di secondo nome, in onore e ricordo della battaglia all'Ambaradam. Se mio padre, questa è una mia deduzione, avesse saputo quello che è successo, quello che hanno fatto gli italiani all'Ambaradam, penso che non mi avrebbe chiamato Aradam. Il mio secondo nome anagrafico, anche nel diploma, sono ingegnere anch'io, Franco Aradam. La mia domanda è questa: gli italiani che nel periodo del dopoguerra erano in Eritrea sapevano quello che stava succedendo in Etiopia, secondo lei? Io ho chiesto a parecchie persone che hanno vissuto là anche oltre il periodo coloniale italiano, non hanno saputo rispondere. No, lei sta parlando, immagino, dell'azione di controguerriglia, dico bene? Certo. E stiamo parlando in quei 3 anni terribili in cui c'è stata... Sì, no, so benissimo delle azioni che Graziani fece poi che peraltro è fuori dal tema, però le rispondo, anche perché mi avvalgo di una risposta, di una grossa polemica che ci fu fra Montanelli e Del Boca che sosteneva dell'utilizzo del gas e il Montanelli no. Montanelli dice a un certo punto, perché era dietro alla battaglia di Maiceu, ritorno sul discorso della battaglia dell'impero, perché quella era la battaglia dell'impero, mentre questa secondo me fu la battaglia dell'impero, lo era la battaglia dell'impero. Mio padre era con l'artiglieria della Pusteria e fu alla battaglia di Maiceu, e quello che colpiva Montanelli erano i suoi 75-13. Cosa voglio dire? Non lo sapevano, perché poi nella prima fase vennero usati i gas dall'aeronautica più che dall'artiglieria, anche se erano stati trasportati varie quantità. E non ho mai sentito, nei pochi ricordi di mio padre, l'utilizzo, d'altronde lui i proiettili non erano adatti al cannone di artiglieria montana 75-13. Cosa voglio dire? Furono utilizzate soprattutto l'aeronautica per andare a distruggere il ripiegamento della logistica, e l'Iprite aveva un decadimento che permetteva poi il passaggio nei giorni successivi, e molta gente passava senza rendersene conto. Per quanto riguarda le azioni di polizia militare, ci furono azioni veramente brutali, fuori discussione, ma furono estremamente localizzate e credo che non vennero neanche pubblicizzate, perciò sono propenso a pensare, anche perché ho conosciuto figli come lei sono stati ammassati alla Smara, sono propenso a pensare, non ho documenti, ma non ho mai sentito che ne avesse sentore. Sono venuti fuori dopo. Se no penso che mio padre non avrebbe affibbiato questo. Questa è la mia ipotesi. Una seconda cosa tecnica: come si colloquiava tra l'Italia e l'Eritrea e l'Etiopia? Si parla di fonogrammi. Sì. Il telegramma certamente nel territorio c'era, perché c'erano le linee, ma erano linee in Eritrea. Per arrivare dopo nel Mediterraneo bisognava attraversare i territori in mano inglesi, e dalla costa africana all'Italia c'erano già linee. Non mi risulta. Erano fonogrammi, ovviamente via radio, onde radio. Via radio, sì, no? Sì. Via linee. No, non esisteva assolutamente. Onde radio, ovviamente criptate, non credo che gli inglesi riuscissero a decifrarle. Se lei poi vede, ci sono dei resoconti, specialmente del viceré,
decisamente anche corposi di diverse pagine, e d'altronde nei bollettini di guerra che venivano trasmessi da Roma, i fatti venivano descritti ovviamente da Addis Abeba. Perciò penso, per quello che mi è dato conoscere, che la comunicazione fosse via radio e non criptata e non, ripeto, non scoperta dagli inglesi. Grazie, grazie. Se c'è qualcun altro? C'è il generale Pino che vorrà intervenire. Voglio chiederle, a suo parere, come mai questa guerra è la parte più, questa parte della guerra della seconda guerra mondiale italiana è la meno conosciuta, la più negletta, eppure ha avuto medaglia d'oro, ha avuto combattimenti, ha avuto sofferenze. Perché non se, a suo parere, visto che l'ha approfondita anche per questioni personali, come mai non ne parla nessuno la conosce? Questa è una domanda che si offre a parecchie considerazioni. Vorrei partire da un'esperienza che ho vissuto. Voi sapete che, se mi permette generale, che i carabinieri festeggiano il 20 novembre la Virgo Fidelis. Ed è anche la ricorrenza di una battaglia a Kulkolber, l'ultimo ridotto italiano a Gondar, dove un battaglione carabinieri si immolò. E durante la messa, a cui qualche volta partecipo, invitato dai carabinieri, c'è la lettura della medaglia d'oro. Ho parlato con i carabinieri, gli ho detto: ma lei sa dov'è Kulkolber? No. E questo fa riflettere, perché questa è la negazione della nostra storia. Non voglio fare polemiche. Io so per certo, come fatto personale, familiare, che i fatti di questa guerra mio padre non me li raccontava, ma come tutti i reduci di guerra. Il motivo? Perché si è voluto cancellare quello che era uno spirito, questa è la mia impressione personale, perciò prendetela come tale, condividetela o meno, di proiezione dell'Italia in quello che è stata la sua storia dall'unità d'Italia in poi. Nel libro è citato che nel 1885 l'allora ministro degli esteri Martini reclama il passaggio libero a Suez anche per l'Italia, o reclama la possibilità che l'Italia entri nella gestione del canale di Suez. A Massawa ci portano gli inglesi, come ho detto prima, e siamo sempre sotto lo stesso ministero. C'è una volontà perciò di proiezione del mare. Dopo la seconda guerra mondiale, per ovvi motivi che non sto qui a contestare, che insomma, credo che siano evidenti, c'è una volontà di cancellare questo periodo e fa sì che la nostra proiezione, quello che ricordava questo periodo, venisse meno. Questa è la mia considerazione, ripeto, personalissima, che non è detto che si debba condividere, però concludo, i giorni di oggi ci mostrano che noi siamo ancora a Bab-el-Mandeb e che è vitale per noi. Spero di averle risposto, generale. Se non avete altre domande, visto che poi alle 7 dobbiamo assolutamente chiudere, perché altrimenti poi gli allarmi scattano e arrivano i carabinieri questa volta ad arrestare noi, che non è il caso.
Quindi se non avete altre domande io ringrazierei ancora una volta l'ingegnere Andò, gli farei l'ultimo applauso e poi vi lascerei la possibilità, ripeto, di andare in fondo alla sala e di guardare, di prendere in mano il libro e almeno darci un'occhiata. Grazie della pazienza. Qua in fondo, ultima notazione, c'è il mio email. Se qualcuno volesse ripensare o fare una domanda, ben felice, ben volentieri. Grazie ancora.